Architetto Potocnik, 27 castelli, 2 rocche, un progetto dell'IPA, Terre di Asolo, Monte Grappa, che è stato spiegato oggi in occasione di questa rievocazione medievale a Pederoba. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di aver ridato un po' di nobiltà a questi siti abbandonati completamente per molti anni, e soltanto dagli anni dal 90 circa che si comincia, dopo il crollo di Mura Bastia, tra l'altro 89, dal 90, 91, 92, 93 l'insegnamento di topografia antica dell'Italia romana medievale del professor Rosada ha iniziato a fare dei piccoli scavi archeologici nei vari siti. Partiamo dalla Rocca di Asolo, poi il castello dei Darover a Possagno, poi hanno fatto anche il castello dei Da Cavaso sopra Pieve di Cavaso, e poi sono venuti anche qui a Mura Bastia, che hanno durato fino al 2009 con una breve interruzione, e ci sono avvicendati archeologi come il dottor Ercolino e il dottor Matteo Frassine, che attualmente è ispettore della Sovrintendenza Archeologica del Veneto. Ecco, un'ultima battuta, come si presenta il sito di Mura Bastia? Allora, adesso che ci sono ritornato, vedo che ci sono ancora delle cosine da fare. Cioè, io sarei qua con la cesoia a tagliare tutti gli alberi che crescono sulle mura, però chiaramente l'intervento di pulizia ci voleva, perché sennò il sito andava alle ortiche, e soprattutto, come diceva Ercolino, alle zecche. Cioè, quando portavamo a casa quintali di zecche, e dopo dovevamo farci tutte le vaccinazioni per la borrelia, cosa che fanno tutti i lavoratori forestali della provincia di Belluno. Quindi adesso si può visitare. Diciamo che la parte dove siamo noi, diciamo che bisognerebbe transennarla dal punto di vista della sicurezza, perché qualcuno sale, magari potrebbe farsi male, però insomma un minimo di sicurezza si può fare tranquillamente facendo delle recinzioni e dire di qua non vai, ma è già tutto segnalato, chiaro, non è che ci voglia tanta cosa, però diciamo che per le sicurezze, per fare diventare questo un sito musealizzato all'aperto, bisogna lavorarci sopra, bisogna fare la scala, bisogna fare delle cose, quindi c'è bisogno e soprattutto di conservare le creste murarie, perché vedete le creste, se voltiamo di là vediamo già in che stato sono tutte aggredite dalla vegetazione, che in questo momento tiene su le mura, però quando se tolgo la vegetazione, rischio che mi cada tutto, quindi devo comunque fare interventi di estirpare la vegetazione, ma subito fare interventi di restauro di emergenza. Quindi era stato fatto un preventivo per una cifra anche minima, tipo 400.000 euro, per fare soltanto gli interventi di emergenza.